Rieccoci insieme, buona serata cari telespettatori, ben ritornata qui con noi in studio Elisa Venturini, vicepresidente dell'ANCI del Veneto, Comuni del Veneto, ben ritornata in carne e ossa, un po' di volte che riusciamo a vederci. Grazie per l'invito, un piacere. E un piacere sarà affrontare con lei, come sempre, che ha una grande competenza acquisita multicampo, multisettoriale in vari ambiti, alcune questioni che riguardano questa famosa famigerata ripartenza, perché ormai non si sa se aver paura della ripartenza che è dietro l'angolo, perché ancora non si è fatto tanto, oppure se vedere magari può essere un momento anche di ripresa. Da un lato abbiamo notizie allarmanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci fa paventare tragedie di ogni tipo. Dall'altro però bisogna mettersi nell'ordine di idee che prima ripartenza sarà quella della scuola, perché la scuola per il momento ha sospeso tutto. Grandi perplessità da parte di molti genitori che sono i nostri telespettatori che ci scrivono, che dicono ma il fine settimana soprattutto, ma anche i pomeriggi, le sere, i ragazzi sono uno ammischiato all'altro in queste ammucchiate incredibili, si passano il loro tempo libero eccetera, però la scuola deve avere distanziamenti assurdi, incredibili, quando questi ragazzi appena scatta la campanella sono normalmente uno sopra l'altro. Ci sono delle incongruenze. L'altra incongruenza, no, giovani da una parte, anziani dall'altra, ma i nonni sono incentivati a fare il babysitter ai bambini e ai ragazzini e allora non si capisce più niente. Lei fresca partecipa ai tavoli di lavoro della ripartenza della scuola con le direttive ministeriali. E allora? Come rappresentante dell'ANCI Veneto, che è l'Associazione dei Comuni del Veneto, siamo impegnati a rappresentare quelle che sono le istanze dei nostri comuni e quindi dei nostri cittadini, dei nostri amministratori locali, dei nostri sindaci ai tavoli con la Regione, ma anche a livello nazionale, proprio per cercare di portare la voce del territorio nei tavoli, soprattutto quelli nazionali, devo dire, non è che ci sentano molto, però noi cerchiamo sempre di fare la nostra parte. E adesso si parla di ripartenza perché, anche se siamo a luglio, la ripartenza è domani mattina, perché la scuola riapre i battenti il 14 settembre e io direi... Fisicamente apre i battenti, perché in realtà il 1° settembre già ci sono... Sì, perché poi ci sono i recuperi, perché poi il personale anche della scuola quindi riprende, però ufficialmente la scuola apre il 14 settembre con le lezioni, che significa domani mattina. E ci troviamo dopo mesi in cui in realtà poco si è deciso e si è data secondo me anche poca importanza alla scuola, ci ritroviamo magari in fretta e in furia a dover approntare delle soluzioni per permettere ai nostri bambini, ai nostri ragazzi di andare a scuola. Guardate, dovendo esprimere un giudizio sul nostro ministro dell'istruzione Azzolina, io leggevo il Corriere della Sera un articolo di Antonio Scurati, il quale metteva in evidenza l'incompetenza della nostra ministra. Allora lo dimostra questo nel fatto che ci troviamo come amministratori locali, e lo vediamo poi nei dirigenti scolastici, a dover approntare delle soluzioni, a trovarci attorno ad un tavolo per capire come fare per permettere ai nostri bambini, ai nostri ragazzi di andare a scuola, perché fino adesso grandi indicazioni non sono pervenute. È stato varato di recente, è stato emanato un provvedimento, un decreto, finalmente io direi, anche se non è che sia entrato nel dettaglio, in cui sono state date delle indicazioni da parte del Ministro dell'Istruzione e dà appunto delle prime indicazioni sull'organizzazione scolastica, come quindi far ripartire il nostro sistema nazionale di istruzione. Che cosa vuol dire questo? Perché i genitori dicono, cosa di 14 settembre cosa succede? Allora, c'è sempre il rischio della diffusione dell'epidemia, perché poi la questione di fondo è siamo in attesa del vaccino e fin tanto che il vaccino non arriva, che permette alla popolazione di essere immunizzata, c'è sempre il rischio della trasmissione del contagio. Quindi devono essere adottate delle misure. Quindi avere anche un po' così di attenzione in quello che si fa, precauzione, osservare le regole, però poi dobbiamo anche calarle nella realtà e capire come fare, perché noi dobbiamo anche vivere e soprattutto dobbiamo dare dei servizi in termini anche scolastici che siano efficienti. Detto questo, la regola fondamentale da osservare all'interno della scuola è il distanziamento.
quindi tra allievi e insegnanti ci deve essere la distanza di almeno 1 metro. Nel testo normativo si parla di rime buccali, non di bocche, perché la distanza dovrebbe essere tra una persona all'altra di 1 metro dalla bocca. Si usa il termine rime buccali, che ci vuole anche un traduttore per capire di cosa stiamo parlando. Si acquisisce una competenza. Sì, esatto, una competenza linguistica e quindi deve essere mantenuta questa distanza. Va bene, il passaggio successivo è vedere se i nostri ragazzi i bambini, all'interno delle aule, se le aule sono sufficientemente capienti per garantire queste distanze. Se le aule non sono capienti, devono essere trovati degli spazi alternativi, perché il principio di fondo è che tutti devono ritornare a scuola, perché ci deve essere la presenza all'interno della scuola. Non si parla quindi di aula o di classe, ma di scuola. Pertanto, se non si riesce con i numeri per garantire le distanze di 1 metro, devono essere individuati degli spazi alternativi, quindi potrebbe essere che una parte della classe possa svolgere la propria attività in altri spazi all'interno della scuola, ma addirittura si valuta la possibilità di individuare spazi alternativi, che potrebbero essere palestre, che potrebbero essere musei, che potrebbero essere cinema, che potrebbe essere all'aperto, che potrebbero essere sale civiche, biblioteche, quindi l'alternativa, perché il principio di fondo è quello di permettere ai ragazzi di fare delle attività, se non è possibile quelle del curriculum, delle attività che vanno ad integrare delle attività alternative. Però i programmi scolastici ministeriali, poi declinati a livello regionale per quel che compete, sono quelli o sono stati variati? Perché a questo punto, se fai, e l'osservazione di molti genitori, lezioni a distanza, non riesci a mantenere il programma o a controllarlo, perché comunque anche quest'anno si è chiuso, a detta di molti insegnanti, così in modo un po' più blando. Se fai questo tipo di iniziative, se già normalmente non riesci a tenere il ritmo perché le classi sono con varie persone, con ragazzi che hanno problematiche e situazioni diverse, com'è possibile farlo? E quindi il programma. E questa è la vera sfida, perché poi la didattica digitale a distanza, le lezioni che sono state tenute in questo periodo di confinamento di marzo, aprile, maggio, giugno, e quindi la didattica a distanza sarà ammessa solamente per gli istituti superiori. Esatto. Quindi per i ragazzi insomma più grandi. Invece per i bambini, per i ragazzi anche delle medie si vuole la presenza appunto all'interno della scuola, o comunque ci sia un coinvolgimento fisico. E a questo punto nel decreto si danno un po' delle indicazioni su come tentare di dare delle soluzioni da questo punto di vista. Allora ci dovrebbero essere dei tavoli regionali che vedono la partecipazione degli assessori, tra l'altro ai trasporti, alla sanità, oltre a quello dell'istruzione, perché poi ci sono tutta una serie di questioni che devono essere abbinate e coordinate, certo, tipo quella del trasporto scolastico. Oltre agli assessori regionali ci sono anche i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, quindi delle province, e in questi tavoli regionali viene un po' declinato il contenuto del decreto di cui vi sto appunto parlando, per cercare di capire se è possibile fare un coordinamento a livello regionale delle disposizioni. Poi a cascata possono essere indette anzi sicuramente saranno indette delle conferenze di servizi da parte dei sindaci con i dirigenti scolastici, per capire come è possibile, ciascuno nella propria realtà, nel proprio contesto comunale, organizzare l'attività scolastica. In altre parole, il preside, il dirigente scolastico dà indicazione dei numeri, si valutano gli edifici se sono capienti o meno, si valuterà la possibilità di avere degli spazi alternativi, coinvolgendo anche, e questo lo precisa il decreto, il terzo settore. Il volontariato sostanzialmente. Il volontariato, piuttosto che istituzioni pubbliche o private che in qualche maniera sono partecipi, si rendono corresponsabili, si dice, attraverso anche il principio della sussidiarietà, una serie di altri soggetti che dovrebbero in qualche maniera contribuire a garantire l'offerta scolastica. Ecco, però ad esempio si trova un'aula esterna, una struttura esterna, in un ambito anche di volontariato di terzo settore, io traduco sempre per magari chi ci ascolta che non ha dimestichezza, sì. Per esempio la pulizia, l'igiene, la sorveglianza, cioè tutte queste cose qui, chi se ne occupa? Perché finché sei nel plesso scolastico, fisico è un discorso, come esci sappiamo anche scatta il discorso dell'assicurazione, basta portare i ragazzi da un'altra parte che
apriti cielo, no? Infatti sono tutti quegli aspetti che possiamo dire secondari, ma che secondari non sono, perché poi hanno una valenza primaria di stabilire in termini di responsabilità, in termini di competenze, in termini di sicurezza, di sanità, di pulizia, perché poi deve essere svolta anche un'attività di sanificazione continua anche all'interno della stessa scuola. Sì, certo. E quindi anche le procedure da questo punto di vista che coinvolgono il personale ATA, per intenderci bidelli, e comunque tutte le persone, al di là degli insegnanti che gravitano nell'ambiente scolastico, ci saranno delle procedure da osservare, ci saranno delle attività ulteriori da fare rispetto a quelle previste, quindi un'organizzazione anche diversa della scuola. Per questo per tempo bisogna partire, perché cambierà sicuramente il tipo anche di approccio che si darà all'orario scolastico da parte di tutti, perché l'altra questione di fondo è che non devono esserci gli assemblamenti, cioè non ci devono, soprattutto negli orari di punta, nell'orario ad esempio d'arrivo, nell'orario della ricreazione, nell'orario di uscita. Anche lì deve essere data un'organizzazione, devono essere valutati magari orari diversi di entrata, percorsi diversi per evitare che ci sia l'affollamento. Un lavoro appunto a livello organizzativo che deve essere fatto alla fine dagli operatori, da chi è sul territorio, quindi dal dirigente scolastico, dal preside, dal sindaco, e da quelle poi persone che sono sul campo e che devono risolvere il problema, perché il Ministero, come dicevo, con il decreto ha dato delle indicazioni. A livello regionale si cercherà di garantire un coordinamento, considerando altri aspetti come appunto il trasporto pubblico locale, ma poi sarà veramente a livello locale che si deciderà plesso per plesso, comune per comune, come si andrà ad organizzare l'attività. Ecco, però, vista un po' così con grande distacco dal di fuori, uno viene da pensare, e conoscendo e vedendo i ragazzini come si comportano, perché poi sono esseri umani, certo, viva Dio, cioè non è che possono fare i miracoli. È ovvio che se c'è il virus ed esiste una forma ancora di contaminazione, arrivati a settembre, apri le scuole e questo circola. Cioè, magari asintomatico, ma circola, non puoi fare i miracoli, perché vuoi la ricreazione, vuoi l'uscita, vuoi che comunque loro si avvicinano istintivamente, poi hanno questa calamita tra di loro, che già ce l'abbiamo noi italiani, certo, normalmente, che siamo appiccicosi uno all'altro, non riusciamo a tenere le distanze, è un dato di fatto riscontrato, che può essere un aspetto bello, però in questo caso è un po' pericoloso immaginarsi i ragazzini. Allora a questo punto, siccome a livello mondiale c'è il problema di pandemia, le scuole si chiudono, non si pongono neanche il problema. Noi facciamo questa via di mezzo, ma è un palliativo, cioè forse anche inutile, perché se c'è il problema del contagio, che tu tenga i ragazzini a teorico 1 metro di distanza, che vuol dire niente, mascherina, non mascherina, questi si contaminano. E quindi è forse inutile anche tutto questo lavoro enorme di riorganizzazione. Allora, come si fa a eliminare il contagio pensando a dei bambini che poi la mascherina, no? Come fanno ad avere a 5 ore una mascherina? Ma non è possibile. Allora, stiamo un po' vedendo, a dire il vero, nell'organizzazione dei centri estivi dei nostri comuni, come riorganizzare l'attività, anche ai fini della scuola. Mi spiego meglio. Facendo sperimentazione. Mi spiego meglio, proprio perché si è cercato nei comuni, ma ad esempio già nel mio comune, dove io sono vice sindaco, la delega al sociale e all'istruzione, ci siamo posti la questione di permettere un ritorno alla, tra virgolette, normalità il prima possibile, normalità intesa come possibilità di incontrare altre persone, perché i bambini hanno tanto sofferto in questo periodo, tanto. Noi abbiamo dei riscontri da parte dei genitori dove c'è stata veramente una situazione di disagio, e quindi quanto prima bisognava organizzare delle attività per permettere ai bambini di ritornare a rivedersi. Quindi delle regole sono state osservate. Allora si è cercato ad esempio nell'organizzazione dei centri estivi di costituire dei piccoli gruppi con ciascuno un operatore, un animatore, un educatore, e questi gruppi di 5 o di 7 bambini non possono tra di loro avvicinarsi, perché tendono comunque ad essere dei gruppi chiusi, in modo tale che se magari si riscontra qualche caso di malattia non si vada magari a contagiare gli altri gruppi, quindi un po' come delle cellule a sé stanti, però perlomeno sono dei gruppi di bambini, non è il singolo bambino. Si cerca
anche di favorire l'entrata e l'uscita da percorsi diversi, si misura la temperatura, si cerca di fare delle attività, e da questo punto di vista sono molto bravi gli educatori, gli animatori, dove non ci sia troppo contatto, anche se è inevitabile che tra bambini ci sia la vicinanza, soprattutto con i più piccoli, della fascia della scuola dell'infanzia, della scuola materna, per intenderci. È una prima prova. Vedremo come andranno anche questi centri estivi per capire poi a livello scolastico. Quindi questa può essere una fase di sperimentazione, sì, esatto, di test, per poi portare le esperienze che vengono maturate, le criticità, le difficoltà eccetera alla scuola, perché poi i centri estivi sono veramente una palestra importante. Esattamente. Compatibilmente con gli insegnanti. Certo, perché poi il problema sarà numeri diversi, perché adesso nei centri estivi noi abbiamo delle decine di bambini, poi incominceremo a settembre a parlare di centinaia di bambini. E abbiamo poi la questione relativa all'insegnamento, alle attività che devono essere fatte. Tra l'altro in questo momento il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale sta dando come indicazione che le scuole comunque devono garantire il fatto che i bambini debbano sempre avere la mascherina dai 6 anni in su. Ecco. Sulla questione della mascherina si attenderà 15 giorni prima anche dell'inizio della scuola per verificare se effettivamente sarà necessario mantenerla o meno. Un po' vedendo anche lo sviluppo, l'andamento epidemiologico di questi mesi, ci sarà una valutazione, ecco, i primi di settembre, per capire se effettivamente, come sta pensando adesso il Comitato Tecnico Scientifico, le mascherine debbano essere tenute. Ecco, qua chiedono ad alcuni effettivamente se a livello nazionale ci fosse un provvedimento che decide che devono essere, adesso non so con che tipo di provvedimento, se con DPCM, con legge eccetera, che ci devono essere le mascherine in aula, il Veneto potrebbe derogare? Allora, secondo me difficilmente la Regione si discosta da indicazioni che provengano dal Comitato Tecnico Scientifico. Io ho visto anche in questi mesi le aperture che sono state fatte alla nostra Regione, comunque sono state nell'alveo, all'interno di paletti che sono stati posti dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Magari è stata data una lettura più ampia, magari si è cercato di dare un'interpretazione che fosse un po' meno stringente, però di fatto, se noi notiamo i provvedimenti che Zai ha adottato, rimangono sempre nel solco di indicazioni che provengono dal Comitato Tecnico Scientifico, non si è mai discostato. Quindi da questo praticamente punto di vista. ipotizziamo una regione con contaminazione a livello 0, la Basilicata allo stato attuale, auspicando che possa restare così. E se a livello nazionale si reputa di dare mascherine tutto il giorno, questi poveretti ragazzini che sono in un ambiente che non ha nessun problema se la devono tenere per 5 ore. Ma potrebbe essere potrebbe essere che il Presidente della Regione decida in quella regione di non seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Cosa può succedere? Cosa può succedere? Che se si sviluppa un focolaio, se qualcuno si ammala, possono denunciare il Ministro perché non ha permesso, non ha garantito di tenere la mascherina. Il problema è che c'è stato... Il Ministro o il Presidente della Regione? Il Presidente della Regione che non ha imposto l'obbligo di mettere la mascherina. Cioè, quello che voglio dire è questo: in tutti questi mesi chi ha adottato delle decisioni, chi ha deciso di seguire un determinato percorso, l'ha fatto tenendo sempre conto di quanto è stato detto dagli esperti, di quanto è stato detto dai medici, dai virologi. Perché? Perché nel momento stesso in cui si verifica un caso, oppure c'è il decesso di qualcuno, o si sviluppa un focolaio, chi si assume la responsabilità nel momento stesso in cui non si sono osservate le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico? Veicoli e portatori sani della patologia, quello è il problema, per cui magari la portano a casa i famigerati, famosi nonni. Per questo dico, c'è sempre una copertura scientifica nel momento stesso in cui viene adottato un provvedimento. Poi, ripeto, ci può essere il Presidente di Regione che decide di andare contro le indicazioni che sono state fornite al Comitato Tecnico Scientifico e magari dal Governo, dal Ministro, può decidere, si assume la responsabilità, come secondo me è successo nel caso della Regione Veneto. Si è rimasti sempre nell'alveo, quindi nel solco di quanto è stato detto al Comitato Tecnico Scientifico, dando magari delle interpretazioni meno restrittive, però sempre rispettose di quanto stabilito dagli esperti
dai medici. Ecco. Tenendo conto che poi qualora ci fossero le elezioni intorno al 20 o comunque entro, perché dovrebbero tenersi comunque entro ottobre-novembre, no? Sì. Metà novembre, darsi una responsabilità quando sei in una fase così di limbo diventa anche abbastanza rischioso. È rischioso e l'amministratore locale si trova sempre nella condizione di dover rispondere di quello che fa. Nel momento stesso in cui prende le decisioni deve farlo con cognizione di causa. È rischioso, è la sua attività, perché non ci può essere rischio zero quando tu fai l'amministratore. Tu devi essere conscio, io lo dico avendo fatto il sindaco, sei consapevole che hai delle grandissime responsabilità perché tu devi decidere per tutti. C'è sempre il rischio, speri sempre che non succeda mai niente, adotti delle decisioni e fai delle scelte sulla base di esperienze, studio. Ecco perché io dico, e ci tengo anche a sottolinearlo, che abbiamo sempre più bisogno di persone che abbiano delle competenze nel ricoprire dei ruoli, e questo governo secondo me lo sta dimostrando con alcuni ministri improvvisati che non hanno competenze. Che cosa significa poi? Noi ci ritroviamo sul territorio a doverci organizzare, a cercare di tradurre quanto viene detto a livello nazionale, però andando incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. Allora, una volta in più mi viene da dire in questo momento c'è bisogno di una politica e di amministratori pubblici che abbiano delle competenze, che abbiano delle esperienze, che possono sbagliare perché c'è sempre il rischio, ma che sbaglino il meno possibile, che cerchino di fare le cose con intelligenza, con esperienza, con maturità. Ecco, relativamente a questo, quale sarebbe un provvedimento importante da adottare e cercare di, senza tergiversare oltre, visto che, come lei ha ribadito più volte, attenzione che il tempo vola, agosto si frantumerà come tempistica e ci troveremo a settembre. Tutta la questione relativa alla scuola e ai trasporti, secondo me, doveva essere presa per tempo, ma parliamo ancora di mesi fa, in modo particolare la scuola. Le misure che adesso vengono adottate della distanza di 1 metro, insomma, si sapeva già, ma magari già però iniziare... si parlava di 2 metri di box, addirittura in plexiglass, di cose quella, paradossali. Ecco, se mi è permesso di dire, è una boiata. Il fatto di dire, di mettere all'interno di gabbie di plexiglass i bambini, ma penso che non... Ecco, il ministro Azzolina non è mai intervenuto, è solo intervenuta per dire sta scemenza del plexiglass. Ecco, se è questo l'intervento che deve fare un ministro, ecco, io mi aspetto altro, soprattutto perché ci sono state commissioni di esperti, la commissione Bianchini, questa commissione che affianca il ministro dell'istruzione. Io mi qualcosa aspetto... dovrà partorire, insomma. Sì, ma ribadisco il concetto, ma magari lo facciamo un po' prima del giorno prima delle elezioni, soprattutto cercando di non lasciare proprio gli amministratori locali, come sempre mi viene da dire, allo sbaraglio nel cercare di trovare delle soluzioni. Ecco. Assolutamente. Allora, scuola e trasporti. I trasporti è l'altro nodo di non poco conto. Già adesso si è visto un po' di caos, un po' di situazioni difficili da risolvere. Parliamo di questo, pochi secondi di pubblicità, tra poco.